La Regione interverrà per contribuire al ripristino del ponte di barche che collega Jesolo a Eraclea, crollato durante l'ondata di maltempo di inizio mese. Il tema sarà affrontato dal vicepresidente veneto Gianluca Forcolini insieme ai sindaci dei due comuni durante la prevista riunione tecnica sugli imponenti danni subiti dal litorale veneziano. Sono stato anche sollecitato e chiamato appunto oggi dalla parte proprietaria. Mercoledì ci sarà un incontro con i 10 sindaci del litorale assieme alla nostra struttura regionale coordinata dall'assessore Bottacin, e quindi anche questo tema, che è un tema che riguarda un privato, perché in realtà poi stiamo parlando di un privato, verrà affrontato per capire quali dinamiche o quali linee possono essere intraprese per tutelare, agevolare, ma anche dare un aiuto al ripristino materiale proprio di quel ponte. Si tratta di un'opera di proprietà privata ma di preminente interesse per la popolazione, spiega Forcolin, perché fa parte di una viabilità alternativa che serve a decongestionare la rete principale soprattutto durante i mesi estivi. L'intenzione è dunque quella di partire coi lavori il prima possibile in modo da completare il ripristino prima della stagione delle spiagge. Le operazioni dovrebbero richiedere circa un paio di mesi. È un ponte funzionale, molto transito avviene attraverso appunto quel collegamento fra Eraclea appunto e Jesolo, specialmente nella stagione estiva, e quindi prendiamo atto di questa grande difficoltà e saremo mercoledì a affrontare anche questo tema, che è uno dei tanti temi che appunto oggi il litorale sta mettendo sul pezzo.